È morta di Covid la madre della Novax triestina in gravidanza, ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Verona. Si tratta della 68enne Mara De Luca Masè. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catinara per le complicazioni conseguenti alla contrazione del virus. Purtroppo per la donna, non vaccinata come la figlia e ricoverata da 20 giorni, non c'è stato più nulla da fare, nonostante gli sforzi messi in atto dallo staff medico. Nel reparto pneumo-Covid dell'ospedale Giuliano era stato trattato per lo stesso motivo anche il marito. L'intera famiglia, infatti, si è rifiutata di farsi vaccinare. Le condizioni della figlia di 45 anni erano peggiorate velocemente attorno al 20 novembre. Era stata preventivamente trasferita all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove i medici hanno fatto ricorso all'ECMO, il dispositivo che permette la circolazione extracorporea al fine di aumentare l'ossigenazione del sangue. Nel veronese, infatti, era già stata trattata con questa terapia una paziente in gravidanza risultata positiva al coronavirus. In questo momento la Novax, che di mestiere fa l'insegnante, è ricoverata in condizioni critiche ma stabili. L'intera famiglia della donna ha contratto il Covid, il marito, il padre che ha perso la moglie 68enne e i due fratelli, entrambi relativamente giovani, tra cui uno ricoverato in condizioni serie.